Oggi parliamo di flavescenza dorata, una malattia epidemica della vite che ha interessato e interessa tuttora diversi areali viticoli del nord Italia e non solo. Per quanto riguarda il nostro territorio, il Conegliano Valdobbiadene, la flavescenza ha rappresentato la problematica principale degli ultimi 3 anni, ma oggi possiamo dire che l'emergenza flavescenza è sotto controllo. Questo perché nei vigneti si riscontrano sempre meno piante sintomatiche, già a partire dall'anno scorso, ma soprattutto in quest'anno c'è stato un calo importante di piante malate e dall'altra parte anche la presenza della cicalina responsabile della trasmissione della malattia, ovvero Scaphoideus titanus, si è ridotta notevolmente. Questi risultati sono stati ottenuti grazie a un grande lavoro di squadra che ha visto da una parte il consorzio e tutte le istituzioni, le quali si sono impegnate a dare delle indicazioni precise e puntuali ai viticoltori, e dall'altra sicuramente un grande merito va riconosciuto ai nostri viticoltori che hanno saputo mettere in pratica tutte le indicazioni fornite in maniera da avere un controllo efficace del vettore e allo stesso tempo hanno eliminato le piante sintomatiche in vigneto. Questo risultato ci fa ben sperare per i prossimi anni e per il futuro, però non ci deve far abbassare assolutamente la guardia di fronte a questa malattia che si è rivelata molto difficile da combattere. Anzi, il Consorzio avrà il ruolo nei prossimi anni di mantenere alta l'attenzione verso questa malattia che si è rivelata molto ostica da combattere, e questo lo farà mantenendo un contatto diretto con i viticoltori attraverso i bollettini e attraverso comunicazioni specifiche, e mantenendo le attività che ormai da 10 anni a questa parte svolge, come il monitoraggio dell'insetto vettore.